È una campagna piatta e monotona e sotto la pioggia è ancora più piana. Verso il mare vi sono pianure salate e pochissime strade, ma un giorno questo posto diventerà la Florida d'Italia. Pochi scrittori hanno saputo interpretare come Ernest Hemingway lo spirito più autentico di questi luoghi e nello stesso tempo profetizzato il loro futuro. Da tempi antichissimi il Veneto orientale, un territorio sospeso tra terra ed acqua, ha sviluppato una cultura unica nella gestione della propria terra. Per secoli i suoi abitanti hanno conservato un equilibrio che li ha resi cacciatori e pescatori in un unico momento, conservatori e tutori della natura e della fauna, artefici di uno sviluppo compatibile, ambasciatori in tutto il mondo del loro sapere antico, a metà tra Occidente e Oriente. In tale contesto di avveduto utilizzo delle risorse naturali nasce e si sviluppa nei secoli la litoranea veneta. Dalle spalle della laguna di Venezia, questo percorso di canali naturali ed artificiali, che si snoda per 130 km, collegava fin dall'antichità la Serenissima alle coste istriane e dalmate. I canali navigabili della litoranea mettono in relazione le foci dei maggiori fiumi della pianura veneta e friulana: la Piave, il Sile, la Livenza, il Tagliamento. Poiché fino alla metà del secolo scorso questi fiumi non erano bonificati, i corsi d'acqua artificiali consentivano un collegamento più immediato tra l'area lagunare e l'entroterra. La netta separazione e la comunicazione allo stesso tempo tra questi canali d'acqua dolce ed il mare ha consentito per secoli lo sviluppo di una navigazione leggera, protetta dall'andamento delle maree, ma soprattutto dagli improvvisi e violenti fortunali marini. Gli abitanti delle Venezie antiche iniziarono a frequentare questi percorsi d'acqua sin nel periodo protostorico. Lo sviluppo della portualità in età imperiale portò alla nascita di importanti scali fluviali ad Altino, Eraclia, oggi Eraclea, Concordia, Aquileia, dove si concentrarono commerci di importanza transnazionale e consentirono la comunicazione tra i porti del Mediterraneo orientale e l'entroterra europeo. Anche dopo le invasioni barbariche, il commercio non conobbe crisi. Come testimonia una celebre lettera di Cassiodoro di età gota, in cui sono descritte l'agilità delle imbarcazioni dei Veneti e la loro propensione ai floridi commerci tra l'entroterra e le fiorenti isole areatine, progenitrici della Repubblica di Venezia. Ma fu tra il 1000 e il 1200 che la litoranea visse la sua stagione d'oro, grazie all'irrefrenabile ascesa di Venezia. Le antiche strutture portuali, ormai decadenti, lasciarono spazio a nuovi porti, gestiti nell'entroterra da vescovi agguerriti, come quelli di Treviso e di Ceneda, oggi Vittorio Veneto, o dal patriarca di Aquileia, con cui Venezia concluse vantaggiosi accordi commerciali. Ebbero contestualmente grande sviluppo gli arsenali e gli squeri, da cui uscirono imbarcazioni come le galee veneziane, uno scafo delle quali, nel 2000, è stato ritrovato nei fondali della laguna veneta e che oggi, ricostruito, si trova nel parco archeologico della laguna di Venezia. È tuttavia la Grande Guerra, combattuta in Italia tra il 1915 e il 1918, il momento in cui i canali endolagunari furono al centro della maggiore attenzione del governo italiano. Il genio militare realizzò opere funzionanti tutt'oggi.
quali la conca di Bevazzana per l'attraversamento del tagliamento o la conca di Intestadura sul Piave. Per far transitare le pesanti imbarcazioni che trasportano armamenti e munizioni, i fondali vennero scavati e le stesse sezioni dei fiumi allargate. Questo sistema di corsi d'acqua e di apparati fortificati risultò fondamentale per la vittoria sul fronte del Piave durante la battaglia d'arresto del novembre 1918, tanto che i momenti più sanguinosi delle battaglie del Solstizio avvennero proprio sulla linea Fosson, Fagarè e Caposile, dove la vegetazione delle anse del Piave custodisce ancora i corpi dei caduti, con le loro immortali storie ricche di eroismo. Alle spalle del litorale, la gran parte del territorio era sommersa d'acqua sino alla metà del 1800. Solo verso la fine del secolo si ebbero i primi tentativi di prosciugare le paludi. Più tardi, lo Stato italiano intervenne direttamente istituendo i consorzi di bonifica, i cui lavori, interrotti dalla Grande Guerra, ripresero con rinnovato vigore tra il 1920 ed il 1940. Di questa importante bonifica rimane tuttora nel territorio, oltre alla fitta rete di canali, anche un ricco patrimonio di caselli idraulici e manufatti, caratteristici per le pareti in laterizio rosso, sapientemente ordite dalle mani dei mastri muratori. Un patrimonio che la Regione Veneto intende valorizzare. Da quasi un millennio i corsi d'acqua veneti vengono solcati da imbarcazioni e fino a metà del secolo scorso grossi burchi o burci trasportavano dalla laguna all'entroterra e viceversa ogni tipo di mercanzie e derrate alimentari. Quando non era possibile veleggiare e la corrente era contraria, i burchi venivano trainati da buoi, cavalli e anche uomini che li trascinavano verso monte percorrendo le alzaie tra il letto dei fiumi e gli argini. L'avvento del trasporto su strada, da poco oltre la metà del 1900, ha sostituito la navigazione fluviale. Così queste vie d'acqua, dette strade dei burchieri, vennero dismessi dagli stessi barcari, che anche per protesta contro l'innovazione che li privava del loro lavoro, abbandonarono le imbarcazioni da trasporto, ormai inutilizzate, lungo i corsi dei fiumi, in luoghi divenuti, così tristemente, i cimiteri dei burchi. Oggi la litoranea veneta è un ambiente pressoché incontaminato, che si vuole tutelare avviando iniziative regionali che ne regolino l'utilizzo sia per un turismo sostenibile, sia di ripresa e potenziamento della navigazione endolagunare, come dimostra questo trasporto di una nuova stazione per l'attracco dei vaporetti che fanno servizio nella laguna di Venezia. Dalla fabbrica di Treviso, infatti, fino a destinazione, un imbarcadero nell'isola di Murano, è stata preferita la sola navigazione interna allo spostamento misto, rotabile ed acqueo, usufruendo del fiume Sile, dei canali di collegamento, nonché della conca di sollevamento di Porte Grandi per il raggiungimento della laguna. L'indirizzo principale della Regione Veneto rimane quindi la conservazione. Gli interventi che saranno programmati sono volti proprio alla maggiore tutela possibile delle specie vegetali ed animali. Quello della laguna è infatti un mondo di acque e terre emerse galleggianti, fondali costituiti da limi, argille e sabbia e piatte distese fangose, solcate da piccoli canali.
Fra paludi sommerse e velmi affioranti nascono spontanee varie specie di macroalghe e trovano nutrimento gli uccelli limicoli durante le migrazioni. Le piante marine perenni sono un riparo per giovani pesci ed invertebrati. Avvicinandosi alle foci dei fiumi, la vegetazione cambia, a dominare il canneto, dove nidificano uccelli di varie specie. Nelle zone di acqua dolce vicino ai fossati, la cannuccia di palude lascia il posto alle ninfee, dalle foglie adagiate sull'acqua, mentre sul fondo delle acque correnti hanno il loro habitat numerose piante acquatiche sommerse. Lungo gli argini si sviluppano boscaglie di salici, pioppi e olmi, a ricordo degli originari boschi riparati. Nel pieno rispetto degli equilibri ambientali, la Regione programma interventi di pulitura ed escavo annuali. Questo, assieme a norme di tutela sulla velocità limitata dei natanti per preservare le rive ed alla particolare dotazione di assistenza nella segnaletica dei canali, consente una navigazione tranquilla e soprattutto riparata dalle maree e dalle onde del mare. L'unico rischio, nel quale incorrono facilmente anche marinai esperti, è quello di arenarsi sulle secche. Un pericolo che si può ovviare seguendo con attenzione le bricole che delimitano i canali navigabili, cercando di non addentrarsi in quelli privi di adeguate segnalazioni. Oltre che nella manutenzione ordinaria della via d'acqua, la Regione è impegnata in interventi per diverse decine di milioni di euro per la ristrutturazione dei ponti girevoli, un patrimonio architettonico di assoluto rilievo che risale agli inizi del Novecento e che è ancora indispensabile per consentire la navigazione turistica nell'asta. La Regione si fa anche carico di un'importante azione di restauro delle conche di navigazione. Con gli annessi edifici idraulici, che sono un patrimonio pubblico ancora tutto da scoprire e valorizzare. Assieme ad esso vi è un articolato contesto di tradizioni da recuperare, in particolare enogastronomiche, che sono una risorsa inaspettata. La litoranea veneta è un patrimonio dell'intera umanità, disponibile a tutti. Un professionista parigino può giungere a Venezia via aereo in un'ora e passare con la massima tranquillità un weekend in questo splendido spazio naturale, a contatto con la storia dell'entroterra e il fascino del mare e delle sue lagune. È questo lo scenario dello sviluppo economico sostenibile, che può prospettarsi al turista più attento e all'investitore più accorto.